Maschi per lo più sotto i 30 anni con contratto a tempo indeterminato, occupati soprattutto con mansioni a basso contenuto professionale, nella maggior parte nel settore del commercio, turismo e servizi. Questo l'identikit dei lavoratori che danno le dimissioni, fatto dall'osservatorio della CISL Padova. L'analisi è stata fatta dopo l'ultimo report di Veneto Lavoro, che ha evidenziato come le dimissioni volontarie siano aumentate del 50% nella nostra regione nel primo quadrimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2021. È un bel 30%, oltre che maschi, provenienti per lo più dal settore del commercio, del turismo. È anche vero che effettivamente da quel settore escono magari delle figure professionali che o si vanno a reinserire in altri settori diversi, insomma, come può essere il metalmeccanico o il manifatturiero, e con magari, devo dire, o delle condizioni contrattuali diverse o eventualmente anche delle modalità di conciliazione vita-lavoro che magari facilitano anche una conduzione di vita insomma, più agevole, ecco, da questo punto di vista. Il settore più dinamico è di certo il terziario e sono soprattutto i più giovani più disposti a cambiare lavoro. Tra i fattori anche il caro carburante ha inciso su questa scelta. Io credo che insomma, rispetto alle nostre valutazioni ci sia anche un effetto importante per quello che riguarda il costo della benzina, perché essendoci anche delle posizioni aperte nei settori metalmeccanico, ma come dicevamo prima anche turismo e commercio, è chiaro che le persone sono più incentivate anche ad una mobilità, anche per cercare di ridurre quello che è il tempo appunto di raggiungimento del posto di lavoro e di conseguenza anche i costi.